Questa è una manifestazione straordinaria per il Veneto, per il nostro territorio, in quanto per 9 giorni saremo tra il Lago di Garda, i Colli Iberici, Verona, Soave e Vicenza e avremo un monte ore di trasmissione nei paesi scandinavi di diretta televisiva pari a 50 ore nell'arco della settimana, quindi è un colossal organizzativo dove andremo a mostrare, oltre alla grande tecnicità del gesto atletico, quindi un evento che assegna titolo sia di campione europeo che classifica finale di Coppa del Mondo, anche le eccellenze territoriali, quindi abbineremo le nostre straordinarie valorizzazioni all'interno del gesto sportivo, quindi abbineremo turismo, enogastronomia, arte attraverso lo sport. Ci saranno presenti 39 nazioni, sono presenti 39 nazioni, un complessivo di 2000 partecipanti, 350 atleti invece quelli che si giocheranno i titoli. E quindi parliamo di un indotto notevole, perché se pensiamo a circa 2000 presenze giornaliere per 10 giorni parliamo di 20.000 presenze turistiche, quindi una ricaduta territoriale di qualche milione di euro. L'evento si divide tra Verona e Vicenza, quindi toccheremo 10 comuni: Malcesine, Brenzone, San Zeno di Montagna, Tori del Benaco, Lazise, Peschiera e poi Verona, che avrà la finale del campionato europeo sprint, Soavi il centro storico, la staffetta mondiale, e poi Alonte, Villaga come Colli Iberici e Vicenza, dove ci sarà il gran finale con la qualificazione a Creazzo la mattina e le finali di knockout al pomeriggio con partenza da Piazza Matteotti. L'Europeo inizia con la prima gara aperta agli appassionati il 1° ottobre a Malcesine e terminerà poi col gran finale della knockout che assegnerà il titolo di campione europeo e finale di Coppa del Mondo a Vicenza l'8 ottobre.